Vivo per lei da quando, sai, la prima volta. Ok, basta. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa. Sono Marianna Fabruccio, ho 20 anni e sono centrocampista centrale. Questo è il terzo anno e prima giocavo ai Laghi e ho iniziato con la squadra del paese maschile. Andavo a vedere mio fratello con mio padre e da lì ho deciso di cominciare anch'io. Oddio, devo ringraziare la squadra maschile che mi ha fatto cominciare a giocare e forse mia sorella che è stata lei la prima a portarmi su e giù dai campi. Ho 4 sorelle e un fratello. I troppi? No, scherzo. Come centrocampista mi ispiro a Pirlo. Poi come qualità penso più a un Gattuso, sono più un Gattuso della situazione. Dell'Inter Cambiasso. Allora del calcio amo il gruppo, le emozioni che ti dà e odio appunto i pregiudizi che la gente si fa sul calcio femminile soprattutto. Tipo che i maschi quando chiedevano cosa fai gioca a calcio, allora facevano qualche faccia un po' strana e lasciavo perdere e me ne andavo. Il mio soprannome è Givi. Quando sono arrivata qui a Padova avevo la borsa dell'altra squadra ed era Givova, della marca Givova, e da lì, non sapendo subito il mio nome, le mie compagne mi hanno cominciato a chiamare la Givova e da lì è arrivato Givi. No, diciamo che ho fatto un po' tutti i ruoli, partendo dal difensore centrale, al portiere, al terzino, al centrocampo, poi anche punta, però poi negli ultimi anni sono ritornata a centrocampo. La compagna più casinista forse Francesca Squaglia. È il suo modo di fare un po' coinvolgente, un po' per le nuvole. La più seria, come ha detto la mia compagna, Alessia Mazzucato, perché è un po' seria sulle sue posizioni. La compagna più forte secondo me è la mia compagna di ruolo, Marta Michelon, per la qualità che ha e quando ci mette del tutto. Ci divertiamo con poco, cantando, ballando. Nella vita sono al secondo anno di economia qui a Padova. È difficile ma ci proviamo. E ho le mie nipotine e poi aiuto i miei genitori da babysitter, hanno 5 e 3 anni. Marco che ha 5, Matilde ne ha 5, Petra e Noemi 3, poi ce n'è una grande. Quanti punti? Speriamo di tanti e di superare i 22 che ci ha detto il mister per festeggiare nell'andata e poi nel ritorno speriamo di far bene.